Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, partita benissimo Borboletta che si installa al comando davanti a Brigitte Rock, poi Baby Spritz, Black in Black e Breyla Di Casey che ha rifatto subito il gap e sposta sull'errore di Black in Black. E quindi Numero che viene 4 squalificato Black in e Black passa in squalificato. quarta posizione. Intanto si dice 4 i primi 200 metri da parte di Borboletta al primo passaggio davanti alle tribune. Si trascina Brigitte Rock, Baby Spritz e Breyla Di Casey. Sono tutte femmine, anche se la corsa era aperta a tutti, ma sono rimaste queste 4 anni con Borboletta che sta tenendo un ritmo direi piuttosto blando. Ovviamente le posizioni rimarranno così per molto tempo. La sensazione 47,8 i 600, sempre in vantaggio la figlia di Love You che conduce su Brigitte Rock, Baby Spritz e Breyla Di Casey che si mantiene quarta. Intanto siamo a compimento del primo giro passato in 1,3 tondo tondo con Borboletta sempre in controllo, se l'attacca alla mano Alessandro Gocciadoro. Enrico Bellei con Brigitte Rock sta sempre lì incollato nella sua scia, mentre Giuseppe De Filippis sposta al largo con Breyla Di Casey, dare un po' di vivacità alla corsa. Tanto il primo chilometro va via in 1,17, prova l'avanzata Giuseppe De Filippis con la figlia di Exploit CAF, Breyla Di Casey che avanza, affianca Brigitte Rock. Ora Borboletta dovrà sicuramente accelerare, la frazione qui davanti alle tribune è passata infatti in 14,8, siamo sulla penultima curva. Prova sempre Breyla Di Casey, l'errore di Brigitte Rock improvviso che era in seconda posizione. Numero 2 Brigitte rimangono Rock in 3, la squalificato. curva viene passata in 14,9. Ora Breyla Di Casey può prendere un po' fiato dietro alla battistrada, mentre Baby Spritz è sempre lì a seguire le due. Borboletta che viene scuffiata in questo momento da Alessandro Gocciadoro e allunga su Breyla Di Casey che ha fatto un giretto di fuori ma è ancora tonica lì seconda, mentre sposta a largo Baby Spritz, viene cattiva l'allieva di Maurizio Cheli. Ma Borboletta nel frattempo sta allungando, siamo a 200 metri dalla conclusione, Borboletta in vantaggio, Baby Spritz affianca Breyla Di Casey, retta d'arrivo, si distende Borboletta e prende vantaggio, finisce molto bene la figlia di Love You e viene a dominare. Borboletta vince molto bene, ottima seconda Baby Spritz che batte una comunque valida Breyla Di Casey. 27,9 gli ultimi 400 metri, addirittura 13,6 la retta d'arrivo, 1,16 la media globale sui 2060 di parte di Borboletta. Alessandro Gocciadoro alla guida al training per la scuderia Chicolindo che viene a vincere molto bene. Buona seconda Baby Spritz su una comunque valida Breyla Di Casey.